Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Matteo Messina Denaro, detenuto al 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, ha espresso la sua frustrazione a fonti sanitarie e penitenziarie riguardo alle notizie che sente nei telegiornali. Sono arrabbiato per le notizie che apprendono i telegiornali, ha dichiarato. Ha sostenuto che sul suo conto sono state diffuse false informazioni e che tutto è frutto di malintesi. I carabinieri di Balestrati hanno denunciato 2 uomini di 32 e 29 anni per l'accusa di ricettazione. Dopo un'attività investigativa meticolosa, i militari sono riusciti a identificare i luoghi di deposito della refurtiva sottratta durante 3 furti in abitazione avvenuti tra novembre e gennaio. Durante le perquisizioni sono state trovate diverse proprietà rubate, tra cui cucine, mobili, elettronica e attrezzi. La città di Giarre e l'Università di Catania piangono la scomparsa del professore Niccolò Mineo, un illustre critico letterario e intellettuale di fama internazionale. Mineo ha servito la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania come professore emerito di letteratura italiana, direttore del Dipartimento di Filologia Moderna e preside della facoltà di Lettere e Filosofia. ANAS ha annunciato che dal 7 febbraio al 10 febbraio saranno effettuati consueti esercizi di formazione all'interno delle gallerie sull'autostrada Catania-Siracusa. Pertanto l'autostrada sarà chiusa in solo senso di marcia da Catania nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 18. Tutti i veicoli in viaggio da Siracusa verso Catania potranno utilizzare un itinerario alternativo, ovvero la strada statale 114 Orientale Sicula. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12.